mi segue per la prima volta e chi ci continua a seguire dopo il fantastico weekend passato insieme. Eccoci qui, entriamo nel cuore del Carnevale 2021 e le sorprese per voi saranno innumerevoli. Non è vero, Giorgia? Certo, cara Manuela, buon pomeriggio, eccoci qua. Oggi impavidi, tamponati, sanificati, spavaldi e soprattutto scalpitanti per partire in questo meraviglioso carnevale tradizionale, emozionale, digitale. Brava, hai studiato. Sì, sarà il carnevale quest'anno ad entrare nelle vostre case, ma ci siamo accomodati qui in una cornice prestigiosa, il Casino Cavendramin Calergi, che ringraziamo di cuore, un amico storico del carnevale, e abbiamo fatto tutto a modino. Ci teniamo a sottolineare che questa trasmissione rispetta pienamente le norme di sicurezza. Non è vero, Georgette? Eccoci qua. Che fai? Che fai? No, hai detto ci siamo accomodati, mi sono accomodata. Sì, anche perché... ma non ci allarghiamo allora. Non ci allarghiamo. No, mi sono messa qui bella comoda. Sì. Anche perché devo testare questa bellissima scenografia. Approfitto a proposito per ringraziare il nostro direttore artistico Massimo Checchetto, brava, che è anche l'autore di questa bellissima scenografia, che come vedete è diciamo un po' in stile steampunk. Sì, è vero. Ci porta anche degli spunti culinari, enogastronomici, con queste forchette, pironi, cucchiai. Ci mettiamo a tavola? Non subito. Ecco. Potremmo anche farlo, tanto siamo solo noi. Ma no, ma aggiungi un posto a tavola per cortesia. C'è un amico in più. Ma brava! Se sposti un po' la seggiola. Chi c'è? Chi c'è? Che siamo soli? Ma noi qui non ci facciamo mancare nulla. Abbiamo... Sono qui per dare il benvenuto a uno dei gruppi storici più affezionati del nostro carnevale. No, non mi dire, Giorgia. Sì. Adesso si balla. Eseguiranno una danza storica sull'Overture in Mi minore, Three Way di Telemann. Signore e signori, le maschere di Mario del Settecento veneziano! Mamma mia! virtuale, emozionale, digitale
E io vado a fare due chiacchiere qui con voi, con Mario Giuga e Fiorella Moro. Intanto grazie per essere riusciti a raggiungerci anche quest'anno qui al Casinò, sempre naturalmente tamponati, sanificati. Naturalmente ringraziamo perché possiamo permetterci di realizzare queste coreografie anche un po' più in prossimità, perché naturalmente rispettiamo tutte le regole sanitarie, perché naturalmente è doveroso. Allora Mario, l'associazione ha un curriculum che non finisce più, non saprei da che parte cominciare, ti chiedo solo qualche curiosità da come ti è nata questa passione per la danza e soprattutto per la danza storica. Io ho iniziato quando ero piccolino ad appassionarmi alla musica del Settecento, comunque la musica classica in generale, poi mi sono un po' soffermato su quella del Settecento. E poi man mano con l'età si matura e allora ho pensato, mi sono anche appassionato un po' ai costumi, alla moda del Settecento e allora ho pensato facciamo un progetto. Ho creato un progetto che dura da parecchi anni, un progetto di un gruppo storico, l'associazione culturale Gruppo Storico Le Maschere di Mario del Settecento veneziano. I vostri repertori quali sono principalmente? Le nostre musiche principali sono diciamo a periodo rococò. Sappiamo già cosa è il periodo rococò, fine la morte di Luigi XIV in poi. E le musiche ho scelto di regola musiche che si prestano molto bene come ritmo, come musica ai nostri balletti. E sono essenzialmente Vivaldi, Pachelbel, Telemann, Handel. Tra l'altro Handel e Telemann erano compagni di università. Ecco, tutti e due tedeschi. Compagni di banco forse, sì, di banco, chissà. Solo che papà volevano che si laureassero in giurisprudenza e invece poi loro hanno scelto la carriera musicale, uno è andato a Londra e l'altro è rimasto in Germania. E niente, così ho scelto questo tipo di musica e poi la curiosità mi ha portato sulle coreografie, sul periodo rococò, perché sappiamo bene che la moda francese ha dettato leggi in tutta l'Europa. Che gusto che dà quel periodo, veramente, Sì. che dal punto di vista del costume. Ma l'associazione siete in tantissimi, naturalmente. Sì. Quanto tempo vi preparate? Come vi preparate? Allora, noi per preparare il palinsesto del programma ufficiale del Canale di Venezia e noi iniziamo il mese di ottobre, metà ottobre fino a metà febbraio, quando inizia il carnevale di regola. Poi ovviamente questo è un programma che noi essenzialmente lo facciamo a Venezia, ma poi lo prepariamo anche per altrove. Certamente, perché andate spesso in giro in tutta Europa Sì, per certo, presentare infatti, queste coreografie, certo, questi costumi storici e soprattutto per parlare di Venezia nel mondo. Infatti, l'ultimo gemellaggio fatto nel 2019, poi, che se ben ricordiamo tutti quanti la nostra presenza a Noto, all'Inferrata di Noto, la 40ª edizione, che si è svolta appunto in maggio del 2019, dove noi abbiamo rappresentato il costume, la cultura, le danze e la coreografia del Carnevale di Venezia del Settecento, il periodo importante. Allora che dire, grazie per rappresentare così bene. Una piccola curiosità, se mi è consentito, un minutino, volevo solo chiedervi che cos'è che avete qui, un medaglione particolare. Allora, questi due medaglioni sono stati fatti da un maestro che si è diplomato qui a Venezia all'Accademia, eccetera, e lui fa parte del nostro gruppo e in poche parole ha creato queste miniature come si faceva nel Settecento, usando i materiali. E allora facciamo un bel inchino settecentesco. Ma che meraviglia! Noi vi ringraziamo davvero e ci teniamo a ricordare che sabato 20 febbraio le Maschere di Mario del Settecento veneziano saranno ospiti nella trasmissione Linea Verde Radici in onda su Rai 1 alle ore 12, a riprova che il nostro carnevale fa parlare di sé durante tutto l'anno. Di tutto di più, oggi è giovedì grasso! E poi ci saranno ancora tante sorprese per voi! A domani! Altre 3 Marie domani, tanti ospiti, tanti collegamenti. Grazie a tutto lo staff di studio e da casa in regia. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao. A domani!